ed ecco arrivato alla sella il numero 30. Quarta edizione, grande la macchina organizzativa, grandi volontari, grandi tutti. Oggi con Moreno iniziamo un nuovo percorso, il Vertical, e sarà sicuramente una cosa che si ripeterà da ora in poi. Ma purtroppo il tempo non sarà dei migliori, meno domani hanno messo brutto tempo, però ce la faremo lo stesso come sempre. Il Vertical è una gran scommessa, ma la tua è una doppia scommessa. Sì, abbastanza divertente, finché è divertente tutti ci si diverte, è fantastico viverlo anche così. Certo è che quando cominciano a aumentare le pendenze, si arriva al 50%, le cose non si scherza più, ecco. Bisogna essere con la testa sul pezzo, controllare bene il fondo del tracciato e stare attento con l'equilibrio. QDP sempre più in alto, siamo a 1200 metri, siamo sul Crodon del Gevero ed è qui che fra poco arriveranno gli atleti del Vertical. Siamo in cima al Crodon del Gevero con Stéphanie Jiménez, campionessa mondiale per l'Italia di corsi montagna a lunga distanza al Giro di Monaco. Quest'anno è il 3 di agosto e ultimamente terzo mondiale di skyrunning verticale. Come l'hai trovato questo Vertical del 3 del Gevero? Molto bello, un bellissimo ambiente, di notte è un po' speciale perché da una stazione diversa di giorno, molto bello. All'inizio molto corribile, non me lo aspettavo, ma comunque si sta, è bellissimo. Percorso bene, io sinceramente l'avevo già provato, dunque ce l'avevo un po' in testa. Segnato bene, c'erano tanti paletti con carta rifraggenti, dunque si vedeva già una visibilità anche di 30 metri e c'era molta gente, sono stato veramente contento. Arrivare su ancora ai meno 55 metri di sviluppo, si sentiva già la musica, i campanacci della gente che c'era sul posto, è stato molto emozionante. Non pensavo neanch'io di scendere sotto i 45, un 46 ce l'avevo nella testa, è andata bene, alla fine le condizioni erano anche buone del percorso, stavo bene, è andata bene, sono contento. È una roba incredibile pensare il livello di difficoltà che ho trovato su questo muro finale. All'inizio è stato un inizio molto veloce per me perché sentivo bene, riuscivo ad andare abbastanza velocemente anche con il gruppo che era con me. Poi a un certo punto sono cambiate le pendenze, a 2 chilometri dall'arrivo la cosa è diventata molto più impegnativa e a 1 chilometro era il limite della praticabilità, come piace a me, e non ho messo sui ramponi, sono riuscito a gestire bene il grip con le scarpe ed è stato abbastanza facile, tra virgolette, arrivare in cima. Non dico sia stata una passeggiata perché abbiamo sudato tutti quanti ed erano tutti lì che mi incitavano ed è stato la quarta marcia per riuscire ad arrivare su.